Si sta, come d'autunno, sugli alberi le foglie. La celebre lirica di Ungaretti ben descrive anche lo stato d'animo degli alluvionati dello scorso novembre, che per non fare dimenticare hanno allestito uno spazio del ricordo a Bovolenta nel Padovano. Le idrovore sono dei gioielli di ingegneria, ma non hanno funzionato durante l'alluvione. Voi alluvionati come siete stati risarciti dei danni subiti? Abbiamo ricevuto quasi circa un 30% della stima dei danni che abbiamo dichiarato. I danni morali sono i più grandi e non sono risarcibili. In quella situazione di emergenza meteo mancò l'energia elettrica. Per questo la centrale idrovora Prati Arcati è stata ora dotata di un gruppo elettrogeno e di una nuova pompa. In circa 120 giorni il consorzio di bonifica Bacchiglione ha così speso 2.600.000 euro per lavori di somma urgenza su un'area già colpita, proprio un anno fa, da un'altra criticità idraulica provocata da 60 mm di pioggia caduti in 20 minuti. In questo territorio siamo soggetti, negli ultimi anni ad avere di questi eventi, non potevamo aspettare oltre. La lezione dell'alluvione è quello che è meglio prevenire che riparare dopo, quindi questi interventi, che sono sicuramente non risolutivi ma importanti, ne devono essere fatti tanti altri, perché sui fiumi c'è bisogno di tutta una serie di altre opere, come è stato più volte detto, ma nel momento dell'emergenza puoi far poco se non ci hai pensato prima. Prosegue intanto anche il lavoro del Genio Civile per porre rimedio ai danni dell'alluvione. Sono stati già attivati un centinaio di cantieri per lavori pari a circa 100 milioni di euro. Questi lavori che si stanno facendo non riducono il rischio idraulico del nostro territorio, ma ripristinano le condizioni ante evento dell'anno scorso. Per mettere in sicurezza idrogeologica il territorio veneto sono necessari oltre 2.000 milioni di euro. Finora ne sono stati individuati un centinaio, indispensabile quindi non abbassare la guardia.